Per la messa in sicurezza del Veneto dal rischio idrogeologico, dal 2010 ad oggi la Regione ha portato a termine più di 2 miliardi e 100 milioni di euro di interventi, aprendo oltre 3.000 cantieri. Al momento dei 23 bacini di laminazione previsti ne sono stati realizzati 10. Il piano che abbiamo messo in campo è un piano molto corposo che vale quasi 4 miliardi di euro di opere, ne abbiamo realizzate oltre 2 miliardi, vuol dire che abbiamo passato la metà, ma c'è ancora molto da fare e si continua in questa direzione, recuperare i fondi, lottare con la burocrazia che è spesso molto complicata, una strada in salita, però gli obiettivi li abbiamo chiari e continuiamo in questa direzione. Sul fronte burocratico, le difficoltà sono ad esempio quelle incontrate dalla legge regionale del 2016 che consentiva di andare in deroga per motivi di sicurezza al taglio degli alberi dentro i corsi d'acqua. È stata bocciata dalla Corte Costituzionale perché di materia statale. La priorità oggi è comunque mettere in sicurezza i 5.000 chilometri di argini di competenza della Regione e gli altri 3.000 dei geni civili, messi a rischio dagli animali selvatici come tassi e nutrie che in alcuni casi li hanno resi una gruviera. Bisogna prendere coscienza che oggi questa è diventata la vera sfida, non più il sormonto arginale dell'acqua, per quello lo sistemiamo col bacino di laminazione, ma lo sfondamento arginale. Nel 2010 abbiamo avuto ben 32 argini sfondati e penso che sia fondamentale avviare un progetto di eradicazione totale. C'è poi un'altra emergenza, quella dei tombini che non riescono in caso di nubifragi a smaltire sufficiente acqua da evitare allagamenti. Spesso presentano dimensioni pensate quando eventi così violenti erano piuttosto rari. Oggi risultano sottodimensionati, quindi anche non è una competenza della Regione, ma chi ha la competenza penso debba dotarsi di un piano per arrivare a rifare le reti meteoriche dimensionandole per gli eventi che stanno capitando sempre più frequentemente. Sono i comuni. Sono le amministrazioni locali, ma io non voglio additare nessuno, però i comuni sono senza soldi anche loro, purtroppo i virtuosi sono quelli che pagano di più le conseguenze dei tagli che accadono.